sempre da Codogné, dal Circolo Ippico I Cavalieri della Rosa, con Sabrina Pradal, che è una delle due istruttrici di questo Circolo Ippico, che oggi sta vivendo davvero una bellissima giornata, possiamo dirlo. Sì, decisamente. L'applauso non è per noi, cioè, aiuto che poi se no sembra che no, non è neanche studiato, è casuale, dicevamo, allora appunto. Bellissima giornata. Sì, per fortuna anche il tempo ci ha salvati. Io dico bellissima per la gente. Sì, che c'è. per la gente, perché abbiamo veramente tanti partecipanti, non ci aspettavamo un'affluenza così importante. Bisogna dire che Clara Campesi, presidente di Pisa Veneto, con questo progetto multidisciplinare, ci ha visto giusto, Sì, ci ha visto lungo. Sì, veramente. Sì, è stata veramente in gamba perché secondo me sono delle gare che funzionano, perché è il primo approccio ludico dei... Perché ricordiamo, parliamo soprattutto al 75%, 80% di bambini dei 5, 10, Sì. 12, 14 anni, Sì. la fetta larga è questa. Certo, sì, è il vivaio. Poi ci sono anche adulti, perché chi inizia non è detto che inizi proprio da bambino, però... Ed è anche bello poter certo, dire che si possa certo. iniziare anche se Sì. si ha una certa età. Esatto, se si ha una certa età. Si esatto. può sempre cominciare. No, comunque è molto importante questo primo approccio ludico, perché è giusto che i bambini, i ragazzi e anche chi non è bambino e ragazzo si avvicini all'equitazione con un approccio molto semplice, molto facile, senza mettere troppo impegno e troppa difficoltà e troppa pressione al binomio. Altra cosa che mi sembra importante da dire è che ne parlavamo con Gino Borsato, si è aggiunta la campagna del Sì. completo, ma qui è forte in questa competizione, in questa manifestazione, una disciplina che in realtà i completisti non amano così tanto, che è il dressage, mentre esatto. qua invece mi pare di capire che i numeri ci sono proprio sul dressage. Sì. Diciamo che è anche una fortuna, perché è giusto che anche chi inizia cominci subito ad avere diciamo un mestiere, se così si può chiamare, con quello che è l'addestramento, lavoro in piano, dressage, come vogliamo chiamarlo, perché devono imparare a gestire il cavallo fin da subito, e il dressage è il mezzo, diciamo, migliore per poter imparare questo. Visto che lei è istruttrice, E io seguo principalmente il dressage. ma lei ci si vede insegnare horseball? No, decisamente no. L'applauso alla sincerità! Proprio l'horseball, proprio no, io l'horseball non ci si vede. Non ci si vede. Va bene, Però sarò felice la di... alleneremo per diventare Esatto. insegnante anche di horseball. Vabbè, sarà difficile, ma mai dire Anche mai. da grandi si può cominciare a imparare a certo, insegnare. certo. Ecco, si può imparare, si possiamo imparare. Certo che sì, mai dire mai nella vita.